La ristrutturazione con parziale ricostruzione delle opere parrocchiali di San Siro era un'opera attesa da tempo. La comunità parrocchiale del popoloso quartiere di Santa Margherita Ligure si ritrova oggi per il catechismo e gli altri appuntamenti nelle due sale fra la chiesa parrocchiale e la sacrestia. Il progetto era stato sognato da Don Franco Stanchi, che ha guidato la parrocchia per 14 anni ed è mancato nel 2012. Ora è giunto a compimento con la conclusione dei lavori. Col desiderio era da tanto che ci accompagnava, ancora prima quando c'era Don Franco, e ora in questi ultimi 2 anni abbiamo fatto i lavori e adesso l'inaugurazione. Che cosa ospita la struttura? La struttura ospiterà il cammino del catechismo e tutte le opere parrocchiali, momenti di incontro e di formazione per tutta la comunità. Quanti sono i piani? Sono 2 piani e diventano 8 sale per il catechismo, per le assemblee e per i momenti di comunità. Al piano terra ci sarà il locale per la segreteria e l'accoglienza, le sale per gli incontri ed il catechismo, i servizi ed una terrazza ai piani superiori. In questi giorni vengono terminati gli interventi e vengono sistemati gli arredi. I lavori vengono finanziati grazie ad un contributo della Chiesa Cattolica tramite l'8 per 1000 e con il sostegno fondamentale di parrocchiani e benefattori. Domenica ci sarà la cerimonia di inaugurazione con la festa. Il programma sarà domenica 4 dicembre alle ore 16:30 con la presenza del nostro vescovo Monsignor Tanasini, la preghiera di benedizione, l'inaugurazione e la festa tutti insieme. Tutta la comunità è invitata a partecipare a questo momento di festa. Certo, tutta la comunità è invitata a partecipare, ma anche tutti gli amici, tutti i benefattori, tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa opera e che ci devono ancora sostenere per il futuro. Che segno è per questa parrocchia potersi poi ritrovare in questa casa così a lungo attesa? Un segno che ci fa riscoprire la bellezza dell'accogliere, di riscoprire la gioia del Vangelo. Ecco, questa casa al centro ci sarà la parola di Gesù, quella parola che dobbiamo spezzare con le persone che ospiteranno questa casa.